Immagina di svegliarti e vedere il cielo rosso sopra casa tua, di sentire l'odore acre del fumo che entra dalle finestre, di guardare verso la montagna che conoscevi da una vita e vederla trasformata in un inferno di fiamme. Non è un film, è quello che hanno vissuto migliaia di sardi nell'estate del 2025. E quest'anno è stato davvero critico. Ogni estate la nostra isola si sveglia sotto una cappa di fumo, ma il 2025 ha segnato un punto di non ritorno. I numeri sono chiari, drammatici, impossibili da ignorare. Oltre 3.000 ettari bruciati solo in Sardegna. Per darti un'idea, parliamo di una superficie grande quanto più di 4.000 campi da calcio, andati in fumo. Ma il dato più agghiacciante non è questo, è che la metà di questi incendi è stata appiccata volontariamente. Qualcuno, in carne e ossa, sta bruciando la nostra terra. Oggi ti racconto l'emergenza incendi del 2025, come non l'hai mai sentita. Con i dati, con le storie, con la cronaca di un'isola che continua a bruciare anno dopo anno. E ti spiego perché dietro ogni fiamma c'è molto più di un semplice rogo. C'è l'abbandono, la criminalità, il cambiamento climatico e una terra che muore lentamente. Le immagini fanno paura, ma i numeri lo fanno ancora di più. Partiamo dai numeri, perché i numeri non mentono mai e quello che ci dicono è agghiacciante. A livello nazionale, l'Italia nel 2025 ha visto bruciare oltre 78.000 ettari di territorio. 78.000 ettari. Più di 110.000 campi da calcio. Una superficie grande quanto l'intera provincia di Cagliari. Da 1 gennaio al 18 luglio si sono verificati 653 incendi, con una media di 3,3 roghi al giorno. Ma il dato più inquietante è questo. Rispetto alla media degli ultimi 20 anni, che si attestava intorno ai 9.300 ettari bruciati, nel 2025 siamo arrivati a 18.600 ettari nei primi mesi, più che un raddoppio. E il Sud Italia è sempre il più colpito. Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e naturalmente la Sardegna. La nostra isola ha registrato oltre 3.000 ettari bruciati. Secondo i dati del Corpo Forestale, fino a settembre si sono verificati circa 2.020 incendiari, un numero leggermente inferiore alla media storica, ha detto il comandante regionale Gianluca Coco, ma comunque drammatico. E cosa brucia in Sardegna? Non solo i boschi come si potrebbe pensare. Secondo il rapporto ISPRA, la categoria più colpita è stata quella dei terreni agricoli, quasi 1.558 ettari di campagne, pascoli, ma anche mediterranea. Sono le nostre terre, il nostro patrimonio agropastorale ad andare in fumo. L'abbiamo visto a luglio a Villa Simius, dove le fiamme hanno bloccato i bagnanti in spiaggia e devastato la stagione turistica. E ancora prima a Dualchi, nel Nuorese, dove un rogo ha distrutto 439 ettari di un'area protetta Natura 2000. La provincia più colpita? Il Nuorese, sempre lei, con quasi 800 ettari, bruciati, protagonista degli eventi più estesi dell'anno. Adesso arriviamo alla domanda che tutti ci facciamo. Chi sta bruciando la Sardegna? La risposta è brutale. Circa il 50% degli incendi è di origine dolosa, appiccato da una mano criminale. Non stiamo parlando di fulmini o eventi naturali, stiamo parlando di persone che volontariamente danno fuoco alla nostra terra. E te lo dimostro con i fatti. Nel 2025 ci sono stati diversi arresti che fanno rabbrividire. Bonorva, un uomo di 50 anni arrestato dal Corpo Forestale. L'accusa? Aver appiccato 7 incendi tra il 2024 e l'estate 2025. 7. Un solo uomo che per mesi ha terrorizzato il suo stesso paese. Carboni e San Giovanni Suergiu. 2 arresti. Le indagini parlano di motivazioni ritorsive, dispute su terreni agricoli. Il fuoco usato come un'arma per regolare i conti. E poi Villa Simius, l'inferno di Punta Molentis, una delle spiagge più belle della Sardegna, piena di turisti. Sono stati trovati gli inneschi, 2 arresti, si è sfiorata la strage. Ma chi sono questi piromani? Non sono pazzi come si potrebbe pensare, sono persone con motivazioni precise, pastori e agricoltori in lite con i vicini, disoccupati frustrati, giovani che lo fanno per noia, speculatori che vogliono liberare terreni. 2 ragazzi di 19 e 18 anni sono stati arrestati. Ogni domenica inforcavano le mountain bike e andavano in giro a innescare incendi lanciando fiammiferi accesi, senza nemmeno scendere dalla bici. Per divertimento. Hanno bruciato chilometri di campagna per divertimento. Le pene ci sono. Da 4 a 10 anni di reclusione per incendio doloso,
multe fino a 10.000 euro, risarcimenti milionari. Ma il problema è che molti incendi dolosi non vengono mai scoperti e chi viene preso spesso se la cava con poco. Non c'è deterrenza. Ma dire è colpa dei piromani è troppo facile, troppo semplicistico, perché la domanda vera è: perché la Sardegna brucia così facilmente? Ci sono due fattori che si sommano in una combinazione esplosiva e entrambi hanno a che fare con noi. Primo, l'abbandono delle terre. I paesi dell'interno si spopolano, i giovani emigrano, le campagne vengono abbandonate. Un tempo ogni pezzo di terra era curato, i pascoli erano puliti, i boschi controllati, i contadini pulivano i terreni dalle sterpaglie. Ora, chilometri e chilometri di terra abbandonata, sterpaglie alte 1 metro, rovi, vegetazione secca, materiale combustibile perfetto. Un tempo un incendio si fermava dopo pochi metri perché trovava terra pulita. Ora trova chilometri di vegetazione secca e diventa incontrollabile. Secondo, i cambiamenti climatici. L'estate del 2025 è stata una delle più calde mai registrate in Sardegna. Giugno con temperature fino a 40 gradi, luglio con ondate di calore record, agosto con siccità prolungata, settembre ancora sopra i 30 gradi. Il Mediterraneo è un hotspot del riscaldamento globale, lo dicono i report del CNR. Le nostre estati sono sempre più calde, sempre più secche, sempre più ventose. La vegetazione diventa così secca che basta una scintilla, un mozzicone di sigaretta, un pezzo di vetro che fa da lente, una scintilla da un trattore e parte l'inferno. E quando il maestrale e lo scirocco soffiano forte, un piccolo incendio diventa insopportabile, incontrollabile. Le fiamme saltano strade, superano barriere, cambiano direzione all'improvviso. Ma c'è anche un terzo fattore, la mancanza di prevenzione. Molti comuni non hanno piani antincendio aggiornati, nonostante la legge lo imponga. Le fasce parafuoco non vengono pulite, i viali tagliafuoco sono invasi dalla vegetazione, le cisterne d'acqua sono vuote. Perché? Perché la prevenzione costa e nessuno vuole investirci. Preferiamo spendere milioni per far volare i Canadair, che sono necessari, sia chiaro, invece di migliaia di euro per pulire un viale tagliafuoco. Ma quali sono i danni reali di un incendio? Perché non si tratta solo di qualche albero bruciato, come qualcuno pensa. Un bosco di lecci impiega 100 anni per ricrescere, un bosco di sughere 40-50 anni, la macchia mediterranea 20-30 anni. Quando brucia un bosco, non brucia solo oggi, brucia il futuro di 2 o 3 generazioni. E non brucia solo la vegetazione, bruciano gli animali, cinghiali, cervi, volpi, lepri, uccelli carbonizzati. Bruciano gli insetti, api, farfalle, impollinatori. Brucia il suolo, la fertilità del terreno viene distrutta. Bruciano le falde acquifere, senza vegetazione l'acqua non viene trattenuta. Brucia la biodiversità, specie vegetali e animali uniche scompaiono per sempre. Per un pastore un incendio significa perdita dei pascoli, le pecore non hanno più da mangiare, perdita di foraggio, fieno e stoppe bruciate, costi enormi per comprare mangime, animali morti nelle fiamme, ovili e recinti distrutti, anni di lavoro in cenere. Per un agricoltore, oliveti, vigneti, frutteti distrutti, macchinari bruciati, e poi anni senza reddito perché un oliveto bruciato impiega 10 anni a produrre di nuovo. Per un apicoltore, arnie carbonizzate, api morti, pascolo per le api scomparso. Senza fiori, niente miele, anni di lavoro distrutti. Per il turismo, spiagge evacuate, strade chiuse, cielo coperto di fumo, odore acre ovunque. I turisti se ne vanno, le prenotazioni calano, gli alberghi perdono soldi, i ristoranti chiudono. Un incendio che dura un giorno può causare danni economici per mesi. Per la salute il fumo è tossico. Contiene particolato, monossido di carbonio, sostanze cancerogene. Chi respira questo fumo per giorni rischia problemi respiratori, irritazioni, aggravamento di asma e bronchite, problemi cardiovascolari. Anziani e bambini sono i più a rischio. E poi c'è il danno psicologico. Vedere la propria terra bruciare è traumatico. I pastori che vedono il lavoro di una vita andare in fumo, le famiglie evacuate, i bambini terrorizzati, le comunità che vivono nell'angoscia ogni estate. È un trauma collettivo che si ripete anno dopo anno. Ogni anno la stessa storia. L'estate arriva, la Sardegna brucia. Promettiamo che il prossimo anno sarà diverso,
e l'anno dopo bruciamo di nuovo. Cosa non funziona? I piani antincendio non vengono applicati. La legge 353 del 2000 obbliga regioni e comuni ad avere piani antincendio boschivo aggiornati, ma molti comuni non li hanno, o li hanno ma non li applicano. Perché? Perché costa, e i comuni piccoli dell'interno non hanno soldi. La prevenzione non è una priorità. Un Canadair costa 30 milioni di euro per comprarlo e 10.000 euro l'ora per farlo volare. La pulizia di un viale tagliafuoco costa poche migliaia di euro, ma la polizia non fa notizia. Il Canadair sì. Mancanza di personale. Il corpo forestale è sotto organico. I volontari sono pochi e invecchiano. Le torri di avvistamento sono spesso sguarnite. Servirebbero più forestali, più volontari formati, più mezzi, più tecnologie di monitoraggio, droni, satelliti, sensori. Mancanza di coordinamento. Quando scoppia un incendio c'è spesso confusione. Chi comanda? Regione? Prefettura? Vigile del fuoco? Forestale? Chi decide dove mandare i mezzi? Come si coordinano i volontari? Manca un comando unico, chiaro, efficace. Le sanzioni non fermano i piromani. Le pene ci sono, ma molti piromani non vengono presi. I processi durano anni. Le condanne sono spesso lievi. I risarcimenti non vengono mai pagati. Un piromane sa che probabilmente non verrà preso. E se viene preso, sa che forse se la caverà con poco. Non c'è deterrenza. Ma allora cosa possiamo fare? Possiamo cambiare le cose? La risposta è sì, ma serve volontà politica, investimenti e un cambiamento culturale. Legambiente ha lanciato 12 proposte. Ti riassumo le principali. 1. Coordinamento istituzionale. Serve un comando unico. Una catena di comando chiara, protocolli condivisi tra tutte le forze in campo. 2. Applicare i piani A e B. I piani ci sono, vanno applicati davvero però, con controlli, sanzioni per i comuni inadempienti, fondi vincolati alla prevenzione. 3. Investire in prevenzione. Almeno il 50% del budget antincendio deve andare in prevenzione. Pulire fasce parafuoco, manutenzione viali tagliafuoco, creazione di punti d'acqua, formazione continua. 4. Potenziale monitoraggio. Droni con termocamere, satelliti sensori nelle aree a rischio, app per segnalazioni dei cittadini. Intelligenza artificiale per prevedere il rischio incendio in tempo reale. 5. Aumentare le sanzioni. Pene più severe, processi veloci, risarcimenti effettivi, pubblicità delle condanne per creare deterrenza. 6. Educare. Campagne nelle scuole, nei comuni, sui media. Insegnare a non bruciare sterpaglie, a non gettare mozziconi, a segnalare comportamenti sospetti. Creare una cultura del rispetto del territorio. 7. Incentivare la cura del territorio. Aiuti ai pastori per pulire i pascoli, incentivi per chi mantiene puliti i terreni, sostegno all'agricoltura di montagna, ripopolamento delle aree interne. 8. Pascolo controllato. In alcune zone capre e pecore possono pulire naturalmente la vegetazione bassa, riducendo il combustibile disponibile. 9. Reato specifico. Se bruci un bosco per poi costruirci, quel terreno deve rimanere vincolato a bosco per sempre. Zero tolleranza per le speculazioni. 10. Registro dei piromani. Chi è condannato finisce in un registro pubblico. Non può cedere contributi agricoli, forestali, edilizi, mai più. 11. Potenziare corpo forestale e vigili del fuoco. Assunzioni, mezzi moderni, formazione continua, condizioni di lavoro dignitose. 12. Agire sul clima. Finché le temperature continueranno ad aumentare, gli incendi peggioreranno. Ogni azione per ridurre le emissioni e anche prevenzione incendi. Va bene, ma io cosa posso fare? Moltissimo, perché ogni singolo cittadino può fare la differenza. Se vivi in Sardegna, non bruciare mai, non bruciare sterpaglie, non fare fuochi all'aperto in estate, non gettare mozziconi, non lasciare vetri che possono fare da lente. Pulisci il tuo terreno. Se hai un terreno, tenilo pulito. Crea fasce di sicurezza attorno a casa. Taglia l'erba alta. Rimuovi i rami secchi e sterpaglie. Segnala. Se vedi fumo, chiama subito il 1515 o il 115. Se vedi comportamenti sospetti, segnala. Non aspettare. Ogni minuto conta. Diventa volontario. Le associazioni cercano sempre persone. La formazione è gratuita. Puoi salvare la tua terra. Pretendi azione dalle istituzioni. Chiedi al tuo comune se ha il piano A e B aggiornato. Chiedi se le fasce parafuoco sono pulite. Vota chi si impegna davvero sulla prevenzione.
Se sei turista, rispetta il territorio, non gettare mozziconi, non accendere fuochi, non parcheggiare su erba secca. Segnala anche tu, la tua segnalazione può salvare un bosco. Se sei pastore o agricoltore, cura la terra, pulisci i pascoli in sicurezza, mantieni fasce di sicurezza. Non bruciare in estate, collabora con il corpo forestale e con i vicini. Se sei giovane, diventa parte della soluzione. Volontariato, sensibilizzazione sui social, coinvolgi i tuoi amici. Studia agraria, scienze forestali, protezione civile. La Sardegna ha bisogno di giovani che tornano, di giovani che curano la terra. Nel 2025 in Sardegna sono bruciati oltre 3.000 ettari. 3.000 ettari di boschi, pascoli, terra. 3.000 ettari di vita, di futuro, di bellezza. Dietro un incendio c'è una storia, la storia di un'isola che si spopola, di terre abbandonate, di un clima che cambia, di una prevenzione che non c'è, di piromani che non vengono fermati, ma c'è anche un'altra storia. La storia dei volontari che ogni estate rischiano la vita per salvare i nostri boschi, dei forestali che combattono le fiamme quando tutti noi dormiamo, dei pastori che tornano a prendersi cura della terra, delle comunità che si uniscono per proteggere il territorio. La Sardegna è un'isola forte. I nostri antenati hanno vissuto qui per millenni, hanno curato questa terra, hanno rispettato il fuoco, conoscendone la potenza e il pericolo. Noi abbiamo perso questa saggezza. Abbiamo dimenticato che la terra va curata, che non basta guardare, bisogna agire. Ma possiamo riconquistarla. Ogni ettaro salvato è una vittoria. Ogni piromane arrestato è giustizia. Ogni giovane che torna a prendersi cura della terra è speranza. L'estate 2025 è stata dura, ma può essere l'ultima estate così. Se investiamo in prevenzione, se applichiamo i piani antincendio, se puniamo davvero i piromani, se curiamo il territorio, se agiamo sui cambiamenti climatici. La scelta è nostra. Possiamo continuare così e ogni estate vedere la nostra isola bruciare, vedere i boschi centenari diventare cenere, vedere gli animali morire, vedere i pastori piangere. Oppure possiamo dire basta, basta con l'abbandono, basta con l'incuria, basta con l'impunità, basta con la mancanza di prevenzione. La Sardegna merita di più, i nostri boschi meritano di più, le nostre comunità meritano di più, le generazioni future meritano di più. Ogni albero che brucia è un pezzo del nostro futuro che va in fumo. Non possiamo permettercelo, non dobbiamo permettercelo. Se questo video ti ha fatto riflettere, lascia un mi piace per far sì che più persone sappiano cosa sta succedendo alla nostra terra. Condividilo. Ogni condivisione è consapevolezza, è un gesto concreto per la Sardegna. Iscriviti al canale se vuoi che continui a raccontare i problemi reali della nostra isola, senza filtri, con passione e rispetto e con i dati alla mano. E scrivi nei commenti: hai visto incendi quest'estate? Dove? Pensi che si faccia abbastanza per prevenirli? Cosa proponi per fermare i piromani? Sei disponibile a diventare volontario? Ti lascio alcuni numeri utili. Salvali! 1515, Corpo Forestale, segnalazione incendi. 115, Vigili del Fuoco, emergenza. 112, numero unico, emergenza. Se vedi un incendio, chiama subito. Indica il punto esatto. Allontanati, non far l'eroe. Ricorda, la prevenzione inizia da te. Ogni gesto conta. Grazie per essere arrivato fino a qui. Ti saluto, ti abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video.